Buongiorno a tutti, vediamo se riusciamo a terminare questa lezione sui finali avanzati, chess.com. Continuiamo con altre finali. Ecco, qua adesso sta parlando il programma. Parla dei finali di torre come uno dei finali più tipici. Dice che questa posizione può sembrare semplice, ma c'è soltanto una mossa che garantisce la vittoria del bianco. Allora, il pedone nero viene qui. Allora, molti di questi finali sono patti se lui riesce appunto ad appoggiare il pedone con il proprio re, perché porterà la nostra torre a sacrificarci. Qua una tecnica importantissima è la tecnica del tagliafuori. Giochiamo torre B5, torre G5, chiedo scusa. Separiamo il re dal pedone. Ops. Torre G5, separiamo appunto, creiamo una barriera in quinta traversa. Il re è separato dal pedone. E ora con calma poi potremmo portare il nostro re dietro la nostra torre per non far entrare il suo a catturare il pedone B e se il nero spinge il pedone glielo catturiamo immediatamente. Diciamo sui 3 torre G3, B2, torre B3 guadagnandolo. Quindi torre G5, l'unica mossa che vince. Importante conoscere questa cosa del tagliafuori qua. Ora vinceremo con torre G3, vinceremo anche portando il re e su B2 torre B1, però e il re non ha tempo di catturare il peone, però è un po' più difficile. La cosa più intuitiva è che il re è troppo lontano, quindi attacchiamo immediatamente il pedone e lo catturiamo. Quindi così vinciamo pronto con i tagliafuori. E in questa posizione dobbiamo far patta, abbiamo già visto nella lezione precedente che il re deve assolutamente andare in G2, se resta in queste caselle è patta teorica, il nero non può fare nulla, appena il nero difende il pedone diamo scacco e poi torniamo ad attaccare il pedone, la partita è patta. Andiamo avanti, ok, questa posizione. Allora, questa posizione, allora potremmo usare la regola di Tarrasch e mettere la torre dietro al pedone, che di solito è una cosa favorevole. Allora, torre C5. La regola di Tarrasch dice che la torre appoggia i propri pedoni in passato, si difende i pedoni passati nemici da dietro, quindi potremmo giocare torre C5, scacco, re F6, torre A5, minacciamo di promuovere, deve fare torre B8, A7, torre A8, giochiamo re B4, re E7, re C5, re D7, re B6, re C8, torre C5 scacco, re D7, re B7 vinciamo. Quindi ok, queste frecce fanno vedere il casino mentale che si forma nella testa di uno scacchista, che è torre C5, torre A5, A7, re B4 e vinciamo. Ora ce l'ha dato buona, di fatto ripeto, re 7, re C5, re D8, re B6, re C8, torre C5 scacco, re si allontana, re B7 e appoggiamo appunto il nostro pedone. Continuiamo ad andare avanti. Ok, dice che le torri devono stare dietro i pedoni passati. Il nero dovrebbe spostare. Allora, vediamo un attimo di capire che faccio sempre fatica a capire chi va dove. Allora, il nero ha un pedone in più. Allora, il nero va da questa parte, ok. Il nero va da questa parte, ok. Ok, le torri devono stare sempre dietro i pedoni passati. Eh, bisogna portare la torre in B8 o c'è una cosa più importante? Ok, secondo me, chiaramente, spero. No, però secondo me, allora, con il re in B2, allora questo è un pedone di cavallo, e se il bianco mette il re in B2 è subito patta, che poi non lo so, dovrei calcolare bene, però secondo me assolutamente qua bisogna fare un tagliafuori, bisogna impedire al re di tornare in difesa, quindi giochiamo torre C8, il re bianco non può tornare in difesa e ora che il re, eccellente valutazione, sì perché e ora senza il re no, che collabora nero vince, quindi solo questo era da fare, ottimo. E questa posizione che critica, che abbiamo due pedoni in meno quindi sto male, però ok le cose sembrano senza speranza ma abbiamo il reinstallo no? Quindi diamo scacchi infiniti, ora mettiamo la torre in presa, devo capire se in C4 o in E3, potremmo andare anche in E3 no? Diamo in E3, qua dovrebbe essere fatta, Re E3, ora diamo scacco di nuovo, sì scacco e la partita è fatta, perché non ci accetta? Ah, dice no, ok, dice che anche questa idea intelligente funziona. Sì, anche torre per B3 funziona. E tutto è patta allora perché anche torre 2 funziona. Sì, è patta. Ok, abbiamo terminato questa lezione. Andiamo alla prossima. Ok, finali di pedoni. Ok. Allora, muove il nero. Il nero ha una sola mossa che pareggia. Ok, qua è importante. Pedone in sesta.
Dobbiamo, allora, abbiamo il pedone in sesta e per pareggiare, se il suo re va in sesta dobbiamo avere l'opposizione, quindi qua dovremo sempre cercare di pendolare sulla colonna D, non dovremo mai andare in E8 perché perdiamo, nemmeno in C8 perché perdiamo. Perché su re E8, re E6, siamo in Zuzang, andiamo in D8, ci fa D7, andiamo in C7, ci fa re E7 e poi ci promuove, quindi dobbiamo andare in D8, questo è patta teorica. Ok, se fosse andato da un'altra parte andremo in D5, ora prendiamo l'opposizione e ora patta, draw. Ora continuiamo ad aspettare. Ora andiamo davanti al suo re, prendiamo l'opposizione e patta. Ottimo. Vedere un altro finale. Come vincere questo finale qua? Ok, qua dobbiamo prendere l'opposizione. Queste case si dicono caselle corrispondenti, quindi sì, mentre in sesta traversa, se il nostro re arriva in queste caselle, vinciamo questo finale a priori, è sempre vinto. Qua in quinta traversa sono case corrispondenti. Tutte queste sono case corrispondenti, così come lo sono queste, così come lo sono queste. Allora, praticamente, qua ci sarebbe uno Zuzman reciproco, ovvero chi va lì e tocca l'altro, chi va lì prende l'opposizione, perché i due re sono in opposizione, ovvero si dominano a vicenda, e il re avversario deve peggiorare la sua posizione, facciamo un aggiramento. Quindi facciamo re 5, tocca a lui e perde, perché ora a questo punto andiamo in E6, con il re in E6 questo finale si vince matematicamente. Anche i 5 va bene, i 5 vince, però anche il taglia fuori. E ora appoggiamo il pedone, no, con il re fino a promozione, si vince. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Ok, a questo punto come vincere questo finale? Ok, allora questo finale è sempre vinto perché in sesta, in queste, allora, in sesta traversa, con qualunque pedone che non sia di torre vinciamo a prescindere da chi abbia la mossa. Ecco qua re F6 vince ma complica la vittoria perché ci sono dei temi di stallo. Quindi è innaturale ma col pedone G dobbiamo andare in H6, è meglio. Ecco qua vinciamo. E qua andiamo a promozione. Ok, vediamo. Qua col pedone di torre, se il re si mette in C7, in C8, così è già fatta, quindi dobbiamo per forza fare il taglia fuori. E qua poi scortiamo il pedone a promozione, vinciamo. Che è questa posizione, ok, chi va dove? Allora, in nero va da questa parte, no? E qua, allora, queste case sono case di corrispondenza. Noi giochiamo torre per e patta teorica, noi dovremmo giocare re b6, torre per, re per, e queste sono case... queste erano case di corrispondenza anche queste, ora vinciamo perché facciamo vari aggiramenti, re f5, chiedo scusa, re c4, re 5, re d3, re d5, tanti aggiramenti fino a che vinceremo. Ok, quindi abbiamo finito la lezione. Sembra che siamo qua, ci parla dello Zuzvan. Vediamo com'è lo Zuzvan. Ah, ok, qua ci sono due case minate. Queste due case sono minate. Se noi andiamo in E4 ci fa re G3 e qua tocca a noi muovere e perdiamo, perché questa è la casa che sia difende il nostro pedone si attacca il suo, no? E anche questa è la casa dove lui... Quindi chi la calpesta per primo perde. Noi attacchiamo il suo pedone, gli facciamo calpestare per primo questa casa, andiamo in E4, ora lui deve perdere. Cioè muove e perde, no? Perché se potesse passare vincerebbe lui, ma non può passare. E quindi noi catturiamo il pedone in F4 e per l'effetto vinciamo, perché poi promuoveremo il pedone F. Questa posizione, ok, tocca a noi. Ora bisogna calcolare lo Zuzman reciproco, che chi rimarrà senza mosse, senza tempi di riserva, perderà. Se giochiamo a 4 ci fa 5 e vince, quindi facciamo a 3, in modo che lui muove il pedone, poi noi abbiamo l'ultima mossa, tocca a lui perdere, che deve suicidarsi per lo Zuzwang e perdere. Lo Zuzwang è lo svantaggio di avere la mossa. Ok, qua, ok, ancora una volta chi va dove? Che muove il nero, riesce a trovare una combinazione di tre mosse che costringe lo Zuzang e lo scacco matto. Ok, allora andiamo in F3, lui può giocare solo G4, andiamo in F4, lui può solo giocare G5, H per G5, vinciamo. F3, ora deve muovere, qua se potesse passare è fatta ma non può passare in me, e vinciamo. Questa posizione qua creiamo uno Zuzang, bellissimo. Se giochiamo torre a 6 lo lasciamo senza mosse, perché se non può muovere questo pedone per inchiodato, se muove l'alfiere andiamo matto, cattura, matto. Ops. Ok, abbiamo vinto. Ok, questa posizione cosa facciamo? Lo obblighiamo a suicidarsi. Facciamo A6, deve giocare H5, il re in stallo, quindi deve suicidarsi. Andiamo a donna e vinciamo. La donna o a torre, no? E vinciamo. Anche, sì.
qua si vince. Ok? Prossima lezione, alfiere di colore contrario, medio gioco. Vediamo che il bianco ha 2 pedoni in più. Puoi mostrare le tue abilità difensive e resistere in questa posizione con il nero. Evitiamo che crei pedoni passati. Giochiamo alfiere qui, alfiere G6 e qua continuiamo a passare. Abbiamo un blocco sulle case chiare. Il bianco non potrà mai vincere. Qua bisogna creare dei blocchi. Allora, qua il nero 2 pedoni in meno. Il bianco 2 pedoni in meno, non mollare. Riesce a trovare una mossa che attacca in modo sicuro un pedone e forza un pareggio. Penso che questo finale sia patto anche senza essere precisi. Però se questo pedone scomparisse dovrebbe il pedone sbagliato. Quindi noi giochiamo alfiere 2. Ora o gioca G3 e noi creiamo un blocco sulle case chiare. Se gioca G3 un blocco sulle case chiare. O gioca così, a questo punto giochiamo repere. Qua questo finale è patta teorica perché ha l'alfiere è il pedone sbagliato. Quindi pendoliamo tra H1 e G2 diciamo, e facciamo patta. Che il nero domina le case chiare. Riesce a trovare una mossa di alfiere che minaccia scaccomatto per il nero. Chiaro, con i pezzi pesanti, con le torri più qua il re bianco in una rete di matto, alfiere C4 per torre E2 su D5 e 5 creiamo una rete di matto. Alfiere C4 D5, ora il re vuole scappare E5 creiamo una rete di matto. Torre E2 imparabile matto. Ok, in questa posizione il nero ha 2 pedoni in più collegati ed è pronto per muovere il prossimo turno. Vediamo che il bianco abbandoni o può trovare un modo per salvare la partita. Ok, ancora una volta chi va dove? Il bianco va... allora su re qua e 2, allora qua dobbiamo creare un blocco sulle case chiare, l'alfiere qui potrebbe creare un blocco, quindi giochiamo F6, alfiere G4, quindi poi re C2, re D1, alfiere 2 e lui non può infrangere il blocco. E in questa posizione e noi il bianco penso che vince perché ha 2 pedoni passati lontani, il nero difende su 2 diagonali diverse, il nero non può andare su altre diagonali perché noi andremo a donna, quindi giochiamo C6, C7 e C8 donna, e poi dopo promuoviamo l'altro pedone e vinciamo. Ok, anche H7 uguale, se cattura questo C8 donna e poi vinciamo. Va bene? Abbiamo vinto. Qua ci sono, ok, qua si parla del re in pericolo, perché è un altro argomento che eventualmente potete scrivere nei commenti se queste lezioni vi piacciono, cioè abbiamo viste velocemente per appunto far finire tutte quelle sui finali, poi vi potete rivedere il video con calma, potete provare voi stessi a farle su chess.com e questa è la prima lezione dell'argomento successivo. Se il tema vi piace volete che proviamo a vedere insieme altre lezioni su chess.com per appunto vedere questi corsi gratuiti che possono appunto aiutare a migliorare, lo possiamo fare sicuramente. Grazie mille e alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!